Você pode colocar ele só dentro? Não. Sim. Non ti sento. Ok, buongiorno a tutti, tutto ok con voi? Tutto bene? Ok, possiamo iniziare il culto, possiamo lodare il nostro Dio. Siamo qua questa mattina, una domenica, oggi c'è una giornata di sole e chi non sa, l'Italia sta vivendo questo periodo di tanta pioggia, soprattutto nella parte centrale d'Italia, ma preghiamo perché abbiamo anche dei nostri fratelli a Cesena e anche nelle altre città intorno che stanno soffrendo. No, io sempre dico che noi stiamo bene, ma abbiamo dei fratelli e sorelle oggi che stanno senza casa, hanno perso tutto e sono le persone che sono molto vicine a noi. Così è un momento non soltanto di iniziare un culto di ringraziamento al nostro Dio, ma iniziare un culto anche in preghiera per questa situazione che stiamo vivendo con le nostre famiglie, con la nostra famiglia spirituale di fede, per i nostri fratelli. Noi non possiamo stare mai in quella linea di che il problema è loro, non è con noi, e stiamo perdendo molto il senso di coinvolgersi con la sofferenza degli altri. E noi dobbiamo imparare a coinvolgersi con la sofferenza degli altri e pensare che il mondo non gira intorno a me, ma c'è un Dio che ci guida, che è un Dio che manifesta la sua gloria nella nostra vita verso gli altri. E è questo il senso di essere comunità. Perciò in questo momento preghiamo. Preghiamo per l'Italia. Preghiamo per il nostro paese che siamo qua, un paese che abbiamo deciso di venire, un paese che Dio ci ha chiamato a vivere, un paese che ci ha accolto, ma preghiamo per questa nazione e che questa nazione possa avere un risveglio spirituale profondo. Preghiamo per noi stessi e che possiamo vivere oggi anche una giornata di belle esperienze con Dio. Chiudi i tuoi occhi e possiamo iniziare questo culto. Preghiera, adorando il nostro Dio. Nostro Padre, un'altra mattina, un'altra domenica, un altro giorno, ma non è uguale. Questo momento non si ripeterà, ma abbiamo deciso in questo momento di offrirti un culto. Una mattina, una domenica, un altro giorno, ma che sia di una esperienza nuova con te. Vogliamo, Padre, ringraziarti. Vogliamo, Padre, iniziare questo culto con un cuore grato a te. Vogliamo, Padre, ricordare tutto quello che tu hai fatto nella nostra vita e quello che tu hai guidato nella nostra camminata. Grazie. Ma vogliamo pregare per questo paese, per l'Italia, la nostra Italia. Questa situazione di tanta gente che soffrono. Una situazione, oh Padre, di un disagio fortissimo. Che tu possa, Padre, consolare, confortare e usare le nostre vite a portare un sollievo. Agisci, oh Padre, misericordia. Vogliamo, Padre, allo stesso modo ringraziarti che possiamo avere questa benedizione di stare insieme qua, in una sicurezza, in un conforto e grazie. Ma che la nostra vita sia una vita di combattimenti per avere delle conquiste nell'opera tua, trasformando la gente. Vogliamo iniziare questo culto, Padre, con la gratitudine e anche con una richiesta per un popolo che soffre.
ma vogliamo in questo momento adorarti, perché tu sei il nostro grande e unico Dio. Tu sei il sovrano Dio. Tu sei il Dio di una storia e anche della nostra storia. Grazie, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Già dai un saluto, un buongiorno alla persona al tuo fianco. Già, se tu non conosci la persona, già hai detto quella famosa frase, benvenuto. Se tu non conosci la persona, una parola dolce a questa persona, che possiamo iniziare questo culto adorando ao nostro Dio. Adoriamo e riconosciamo. La prossima canzone parla di essere amico di Dio, e una cosa che Dio mi ha chiesto di riflettere stamattina, di pensare, di fare una riflessione stamattina, è il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con il Signore. E in questa canzone, che è gioiosa, gioiamo insieme del nostro rapporto con Dio, della nostra vicinanza a Dio, di quanto Dio è effettivamente palpabile per noi. Dio non è lontano, Dio è vicino, è al nostro fianco, è qui con noi stamattina, e gioiamo insieme nella prossima canzone. Io non so perché hai scelto di amarmi e consolarmi, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando. È stupendo. Io non so perché hai scelto di amarmi
prossima canzone si chiama La tua casa e con questa canzone mi sono sentita di pensare sul fatto che la casa, noi molte volte diciamo la chiesa è la casa di Dio e magari pensiamo anche all'edificio, ma in realtà la casa di Dio è ognuno di noi, ognuno dei nostri cuori, ognuno del nostro corpo, è il Tempio dello Spirito Santo. Dio dimora dentro di noi. Oggi parleremo di accogliere e una cosa che mi sono sentita di dire è il fatto che prima di accogliere persone nuove dobbiamo riempirci noi di Dio. E come dice questa canzone dobbiamo svuotarci di noi, svuotarci del nostro ego, svuotarci delle nostre sofferenze, svuotarci di tutto quello che impedisce a Dio di dimorare in noi. E vorrei che con questa canzone possiamo offrire tutto il nostro essere a Dio, buttare fuori tutto quello che non gli appartiene, tutto quello che è Lui che può gestire, che è Lui che dovrebbe gestire e riempirci di Dio, innalzare il suo nome, far crescere Lui e non noi. Cantiamo. Tu sei venuto qui, la casa è tua, entra, io mi svuoto di me, io mi svuoto di me.
ringrazio per la tua presenza questa mattina, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore, Signore. Ti chiedo che tu possa aiutarci a svuotarci di noi, svuotarci del nostro ego, nel nostro egoismo, Padre, che possa essere tu a dimorare in noi, che possa essere tu ad essere innalzato attraverso le nostre vite, Padre, che tutto quello che facciamo possa provenire da te e soltanto da te, Signore, che le nostre azioni possano portare solo la tua gloria, Signore, che non possano guardare il nostro volere, il nostro desiderio, Signore, ma che possa essere tu a guidare tutte le nostre vite, Padre. Ti ringrazio per questo abbraccio meraviglioso che ci stai dando questa mattina, Signore. Che questa Chiesa possa crescere nel tuo spirito, Signore, nella tua presenza, Padre. E ti ringrazio perché in quest'ultimo periodo ci stai benedicendo tantissimo, Signore, con la tua presenza, Padre. Ti chiedo di aiutare ognuno di noi in questo percorso di santificazione, Padre, che non è semplice, ma tu ci aiuti dove noi non riusciamo con le nostre forze, Signore. Tu ci rialzi e ci dai nuove forze per poter andare avanti, Signore. Ci sono momenti in cui penseremo che non avremo modo di andare avanti in certe situazioni, Signore. Ed è in quei momenti che tu ci rialzi, in quei momenti che tu fai vedere la tua potenza e la tua presenza, Signore. Ti chiedo, ti faccio una preghiera un po' forte, Padre, ma ti chiedo che tutti noi possiamo sperimentare questa cosa, Signore, che possiamo arrivare a un punto in cui diciamo: Signore, io non ce la faccio più. Non so più come fare, non so più come andare avanti, Signore, e che in quel momento tu possa dimostrare che tu sei superiore ad ogni nostro problema, Signore. Che noi possiamo con la nostra vita raccontare quanto grande tu sei e non quanto grande sono i nostri problemi, Signore. Ti ringrazio perché so che compirai questo, Signore. Ti ringrazio per i cuori disponibili e aperti che ci sono questa mattina, Padre. Benedici le loro vite, benedici il loro servizio, il loro ministero, Signore. Ti chiedo tutto nel nome di Gesù, Padre. Amen. Signore universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo e dare
Cantiamo, adoriamo il nostro Dio, ma possiamo in questo momento ringraziarli. Sappiamo che tutti noi portiamo nel nostro cuore qualche area della nostra vita che ancora ha una difficoltà di consegnare al Signore. Sia il mio universo, sia il completo. Ma che possiamo fare in questo momento una preghiera? Quale area della nostra vita che ancora io trattengo per me? Cantare è facile, ma consegnare al Signore, fidarsi del Signore alla sfida. La completezza del Signore nella nostra vita è quello che deve essere il nostro obiettivo. Quale area della tua vita oggi che tu resisti al Signore? Quale area della tua vita che tu ancora desidera controllare? Quale area della tua vita che tu soffri perché tu non hai consegnato al Signore? Noi vogliamo, Padre, in questa mattina, in questo momento, confessare a Te che tante volte diciamo sì ao completo, all'universo, alla completezza, dal mattino alla sera. Ma ci sono le aree della nostra vita, Padre, che ancora esiste una resistenza nostra. Consegnare a Te. Quello pensiero, quelle azioni, quello camminare che non è tuo, quelle parole, quell'atteggiamento che sappiamo che non è appartenente a Cristo, non è come Cristo, non è come il sogno di Cristo, ma che possiamo novamente cantare e dire sì, mio universo, la completezza della mia vita e anche questa area sia consegnata a Te. Nostro Padre, tante volte questa resistenza nostra impedisce di vederti come Tu sei, impedisce di vedere la Tua grandezza, la Tua santità. Ma Padre, vogliamo liberarci di questo, per avere una vita più intima, più profonda, più collegata in Te. Io prego, Padre, per me e per questa Tua Chiesa, Padre, che ciascuno di noi possiamo vivere questa esperienza, una esperienza di lasciare che Tu guidi a un modo Tuo, non a un modo mio. Nel nome di Gesù, trasforma. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi. Queste aree della nostra vita che tante volte noi vogliamo trattenere, guidare e soffriamo. Ma Dio dice, sia mio universo, consegna tutto a me e viviamo. Ok, Davide, vieni qua. C'è un ospite oggi con noi, lui è un cantautore. E oggi lui vuole raccontare la sua esperienza e anche cantare 2 brani musicali, farà un primo adesso. E benvenuto. Dio ti benedica e questa è la nostra chiesa qua. Pace a tutti, è davvero un piacere essere qui stamattina e vedere che c'è ancora fede in Italia, fede nel Veneto e nel Treviso. Quello che volevo raccontarvi oggi è l'inizio di una storia di fede e di fiducia a Dio. In pratica i miei genitori, quando hanno saputo che aspettavano il loro primo figlio, i dottori hanno detto loro che purtroppo ci sono delle complicazioni. C'erano delle complicazioni, praticamente al 6° mese si sono accorti che l'intestino era rimasto fuori dall'addome e c'è anche una foto nella slide che avevo dato in regia. Comunque i dottori avevano suggerito ai miei
genitori avevano spiegato un po' la situazione, guardate che sarà difficile, il bambino potrebbe non sopravvivere o avere dei problemi fisici o mentali, o addirittura potrebbe aver sviluppato la sindrome di Down. Sapete che quando c'è qualcosa che non va, i dottori danno tante possibilità, tante opzioni, e tra queste avevano anche suggerito di procedere con un test per vedere se avessi la sindrome di Down, oppure avevano anche messo l'opzione di procedere con l'aborto. Era un venerdì, entro il lunedì i miei genitori dovevano decidere, ma loro sono stati fermi, hanno detto subito: no, noi il bambino lo teniamo, comunque vada, non facciamo nessun test, andiamo avanti. E quindi sono nato e purtroppo il dottore, quando si è rivolto a mio padre, è andato scuotendo la testa, come per dire che non ci fosse speranza. Al che mio padre ha chiamato subito il pastore chiedendo una preghiera d'emergenza per chiedere a Dio una guarigione. Anche i parenti di mia mamma, che non credevano, perché mia mamma è dal Vietnam e sapete che là sono principalmente buddisti, però hanno sentito l'emergenza e hanno detto: preghiamo, pregate quello che volete, ma preghiamo. E quindi hanno pregato, e proprio in una di queste preghiere la mamma del pastore ha visto una luce come un segno che Dio avesse ascoltato la preghiera. E quindi poi il dottore aveva detto a mio padre che se fossi sopravvissuto il primo giorno ci sarebbe stata qualche speranza in più. E il giorno dopo sono sopravvissuto e mio padre è andato dal dottore molto fiducioso dicendo: sì, mio figlio ce la farà. Tuttavia prima era fuori dall'ospedale di Borgo Roma a Verona ed era preoccupato. E la sua preghiera nel cuore era: Signore, salvalo oppure portatelo via. E dall'esterno lo raggiunge il pastore che gli fa: guarda che tua moglie ha fatto una promessa in segreto a Dio. E mio papà è corso subito nell'ospedale al quarto piano da mia mamma e le fa: hai fatto davvero una promessa a Dio? E lei fa: sì, ho promesso a Dio che se salverà il nostro bambino diventerò cristiana. E i primi giorni non succedeva nulla, non c'era nessun miglioramento, l'intestino era come morto. Nel frattempo venivo nutrito per via endovenosa, ma poi dopo alcuni giorni l'intestino è iniziato a funzionare, ho fatto la mia prima evacuazione e quindi il Signore aveva operato un grande miracolo. Amen. E quindi se oggi sono qui è grazie alla scelta coraggiosa dei miei genitori che mi hanno voluto tenere, la bravura dei dottori che sono intervenuti subito, hanno riposizionato l'intestino, hanno cucito, ma sappiamo che solo Dio può guarire. Amen. E quindi il mio invito è: nelle situazioni più difficili come questa o altre, magari qualcosa che state vivendo voi, dobbiamo stare con Dio e vedrete che Dio interverrà. Amen. E quindi il primo brano che volevo proporvi è proprio, autobiografico, si intitola Il miracolo della vita. Amen. Anche se
sembrava impossibile. Sono qui a testimoniare che Lui è fedele, ascolta le preghiere e non esiste roccia che Lui non può spostare. Quando non c'era via d'uscita, la sua luce ha portato il miracolo della vita. Con la preghiera e l'amore tu sarai vincitore. Anche se sembrava difficile, sono qui, la prova tangibile che tutto può cambiare. Lui abbatterà le tue barriere e non esiste cuore che Lui non può vedere. Quando non c'era via d'uscita, la tua luce ha portato il miracolo della vita. Con la preghiera e l'amore tu sarai vincitore. No, non c'era via d'uscita, ma la tua luce ha portato il miracolo, il miracolo. Vincitore. Amen. Tu credi in miracoli? E oggi dobbiamo parlare dei miracoli che succedono nella vita delle persone, perché tante volte noi pensiamo che Dio non trasforma, non cambia persone. Quale personaggio che per te è stato un miracolo, un grande cambiamento? Quale personaggio biblico? Paulo, Giuseppe, ok. L'altro nome? Giuseppe? Parliamo di Paolo oggi, no? E Paolo è un grande miracolo, una trasformazione profonda. E io penso che tu ti ricordi tutto quello che è successo nella storia di Paolo, e anche come hai parlato adesso, la luce viene e Paolo si trasforma. Non esiste cuore che può resistere alla potenza del Signore. Ossia, non esiste cuore che può resistere a un Dio che transforma. Mas quando tu comincia a pensare, ok, Dio la persona, ma o bello che nós dobbiamo parlare oggi è che Dio usa la sua e la sua potenza si manifesta in mezzo alla sua Chiesa per fare questo. Ossia, è la Chiesa di Dio che produce una trasformazione nelle persone nella potenza di Dio. Ossia, Dio usa la sua Chiesa. E Paulo, quando si converte, e sembra que a storia di Paulo, lui si converte oggi, e domani já estava facendo dei viaggi stupendi e meravigliosi, ma c'è una storia. E su questa storia che noi vogliamo camminare questa mattina, stiamo camminando nel libro di Atti, e oggi vogliamo entrare in questa storia no capítulo 9 di Atti 9, 10 a 16, che dice così: Ora, a Damasco c'era un discepolo di nome, come si chiamava? Anania. E o Signore lhe disse em visione, Anania, e ele rispose, eccomi, Signore. E o Signore a lui, alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, o Paulo, Saulo, poiché, ecco, ele è in preghiera. E ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporre le mani perché recuperi la vista.
Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti riguarda questo uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: vá, perché egli è un strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba gioire per il mio nome. Soffrire per il mio nome. Wow! O quanto è interessante vedere questa storia di Saulo o la storia di Paolo, che può diventare anche la storia di tanti fratelli intorno a noi qua. Ossia, quando è successa questa storia? Subito dopo la morte di... Chi si ricorda? Che è stato lapidato? Stefano. Non era così, era lapidato Stefano, lapidato, e era un momento che la persecuzione stava crescendo. In quel momento c'era un ragazzo che ha detto: abbiamo lapidato uno di quelli della via, ossia quello cristiano, adesso cominciamo a prendere la strada e andiamo avanti. Mi date i documenti qua delle lettere e andiamo adesso a uccidere gli altri cristiani, e io farò questo. Ossia, Saulo estava com questa ideia, Paulo estava com a ideia, e em quel momento nós dobbiamo vedere, c'è un miracolo di Dio. C'è un Dio che cambia e transforma na história. Ossia, da um persecutore a um cristiano, da um opressore a um uomo che proclama la parola, a una persona che comincia a annunziare la parola. Ossia, o miracolo della trasformazione nelle vite delle persone. Tu já hai cominciato a dare un timbro alle persone che ancora non stanno conoscendo Gesù? Ah, pastor, quella persona lá, eu penso que não se converterá mais. Ah, pastor, quella persona ha detto che si è convertito, ma non lo so, no. Mi sembra che ci sono dei atteggiamenti strani. Già è successo questo con te? Io ascolto tante volte questo. Ossia, nós stiamo vivendo un periodo della Chiesa che la Chiesa non crede più nella trasformazione, nella potenza di Dio che può trasformare una persona. E será che in mezzo a noi non può avere un Saulo? Un Paulo? Será que in mezzo a noi non sarà una persona che sarà convertita, che riceverà questa grandezza della potenza do Signore, e dopo che era una persona che aveva questo timbro nella testa che abbiamo dato a noi, se diventa un grande proclamatore, un grande annunziatore, un grande evangelista? Dio può cambiare una persona? Dio vuole cambiare una persona? E vuole fare. Ma Dio vuole usare la sua Chiesa per portare la gente a una nuova storia. Perciò noi dobbiamo perdere quello senso dobbiamo perdere quello senso di che la gente sarà così e non cambierà mai. La gente è così. Quando viene la luce del Signore, quando viene la presenza del Signore, comincia a venire una trasformazione. E eu devo credere che lo Spirito Santo è ancora presente per cambiare una persona con i suoi atteggiamenti e fare una nuova persona. Perciò quello persecutore Paulo diventa dopo un cristiano e entra nella storia. Perciò la Chiesa deve vedere che il Vangelo è per trasformare la gente. Noi non ci raduniamo qua per celebrare un culto soltanto. Noi siamo qua per celebrare un culto. Siamo qua per adorare Dio. Ma noi siamo qua per insieme portare le persone a essere più simili a Cristo. Perciò eu devo sapere che la mia vita è portare le persone a essere più simili a Cristo. Perciò che eu devo avere il discernimento della presenza di Dio in mezzo a noi, eu devo avere il discernimento della presenza dello Spirito Santo in noi, che possa usare la mia vita per trasformare le persone che entrano qua. Perciò eu vorrei camminare in questa storia qua con qualche punto importante. O primo punto, eu devo togliere quel timbro che ho inserito nelle persone del loro passato. Eu devo togliere o timbro che ho dato alle persone del loro passato. La conversione è un cambiamento. E è interessante quando noi leggiamo nella parola di Dio, quando Gesù trova quella donna che aveva commesso adulterio, lui ha detto alla fine, neanche io ti la condanno, ma non peccare più. Qual era la storia di Maria Maddalena? Chissà. Che cosa è registrato nella Bibbia della storia di Maria Maddalena?
Era solo la possessione. Nella storia è venuto fuori che lei aveva una vita così, ma nella Bibbia non registra questo. E è interessante che la Bibbia sta cercando di insegnarci che io devo vedere le persone da questo momento in poi e non da questo momento prima. E noi cominciamo a essere troppo attaccati ao passato della gente e stiamo dimenticando che Dio, quando penetra nella vita di una persona, produce una trasformazione e io devo vedere la speranza che possa avere in questa persona. Perciò che Gesù ci insegna che dobbiamo vedere la gente con gli occhi di compassione e trasformazione. Purtroppo abbiamo tante chiese oggi, tanti cristiani che camminano e guardano le persone e cominciano a dare un giudizio. Lui è così, lei è così, lui sarà così, lei sarà così. Per favore, questo non è Cristo. La Chiesa di Dio guarda le persone e vede in quella persona un futuro, una trasformazione, una nuova creatura, una nuova vita. Se eu non riesco a vedere questo con gli occhi di Gesù, c'è qualcosa nella mia vita che non va. Ossia, eu devo vedere le persone nello stesso modo come Gesù vide la mia vita. Tu hai passato per un'esperienza di trasformazione. Tu già hai vissuto un'esperienza di trasformazione. E adesso devo trasmettere questo alle persone che Dio mi sta donando. La gente ha difficoltà di accettare una persona trasformata. E noi tante volte noi cominciamo a vedere sempre o passato della gente e stiamo dimenticando che quella persona può avere un futuro. E o futuro è la trasformazione come è successo con Paulo. Interessante che Anania in quel momento, che cosa fa con Dio? Che cosa Anania ha detto a Dio? Signore, ho sentito dire da molti riguardo a questo uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi a Gerusalemme. Signore, io non posso stare vicino a Paulo, a Saulo, perché lui aveva fatto tanto male. Adesso può fare anche com me. E tante volte nós stiamo nella stessa storia di Anania. Signore, tutti nella chiesa già mi hanno detto che quella persona là non serve. Come che adesso tu mi chiama, Signore? Verso quella persona, ma se tutta la chiesa sta dicendo che quella persona è così, che cosa risponde al Signore? Questo è un problema mio, non è tuo. La cosa che tu devi fare, che cos'è? Va da Lui. Puoi immaginare se Paulo entrasse qua e tutta la chiesa sapesse che lui era un assassino? Qual era o nostro atteggiamento con Saulo? Lui entrando qua con queste porte? Non c'erano più le lettere perché lui già era convertito? E lui entra e già cominciamo. È quell'uomo che a Milano ha fatto questo. Quest'uomo dopo è andato a Roma e ha fatto questo. E adesso è qua. Sì o no? E qualcuno già prendeva quella porta e scappava. Ma il Signore voleva fare una grande opera nella vita di Saulo e di Paolo tramite la Chiesa di Dio. O Signore vuole fare una grande opera nella vita della gente tramite la sua gente. Perciò Anania stava vivendo un grande conflitto. Obbedire alla parola del Signore oppure seguire il suo istinto, le sue indoli. Lui stava con questo grande conflitto, la parola do Signore o le nostre indoli. La parola do Signore oppure il mio sentimento e la mia ragione. Era quello grande conflitto di Anania. E tante volte quando o Signore ci parla di área fortissima della nostra vita, qual è il nostro conflitto? Ou eu obedeço ao Signore qua, ou eu mantengo il mio modo di pensare. Ma se io continuo a mantenere il mio modo di pensare, la mia vita sarà tiepida, debole, e io non vedrò l'esperienza profonda che o Signore farà qua in questa storia. Tante volte nós stiamo perdendo di vivere un risveglio spirituale perché noi ancora preferiamo mantenere la nostra ragione sopra la chiamata del Signore. O Signore ci ha chiamato a trasformare le persone con la presenza del Signore in questa storia. Noi dobbiamo imparare che quando o Signore nella sua parola si rivela, noi dobbiamo agire nonostante i nostri dolori, nonostante i nostri sentimenti.
O Signore già ha parlato con te che tu doveva fare qualcosa che tu non volevi fare o no? O solo con me che succede questo? O Signore si rivela a te e dice, Caio, è qui. È qui. Io comincio a dire no, è qui, Caio. E è lì che eu comincio a vedere un nuovo di Dio. La parola do Signore, questa parte è molto precisa. Io devo camminare e appoggiare le persone che Dio mi ha dato. Non è stata una scelta minha, è stata una scelta di Dio a mettere ao mio fianco. E é interessante que quando Dio mi mette una persona ao fianco, é uma pessoa que eu não volevo. Perché c'era una resistenza dalla mia parte. E il Signore dice, è al tuo fianco. Signore, è io che comando. Anania è Paulo, è Saulo. Ma Signore, lui è un assassino. È lui. Va. Perché lui sa che tu entrerai in quella casa. Ma Signore, lui è lui. E io ti ho chiamato, Anania, per fare questo. E se Anania non obbedisce, non avesse obbedito? Dio poteva chiamare l'altro, non ho dubbio. Ma quello che Anania poteva perdere era un'esperienza con il Signore. E il Signore vuole fare questo con la nostra storia. Perciò che il Signore vuole che io possa prendere cura della gente che sta vivendo le sofferenze. Il Signore vuole che io prenda cura delle persone che stanno soffrendo. E quando eu comincio a prendere cura dalla gente che soffre, Dio comincia a fare un processo di guarigione di anima. Dio vuole che io prenda cura delle persone che Lui ha scelto per me, non che io ho scelto. Perciò questa gente che arriva in chiesa sono le persone che soffrono. Il tuo fratello, la tua sorella, qua al tuo fianco, sono le persone sofferenti. O tu pensa che sono tutti guariti qua? Tutti noi siamo sofferenti. Tutti noi abbiamo bisogno di un appoggio. Tutti noi abbiamo bisogno di una camminata insieme. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Quello che mi rattrista come chiesa è che noi creiamo il nostro gruppetto per mantenere la nostra identità di gruppetto e Dio dice, non è così. Create la chiesa minha, con la identità della mia chiesa, con le persone che ho scelto per voi. E questa mia scelta con voi e per voi è lì che cominciate a vedere delle esperienze con il Signore. C'è qualche fratello e sorella che tu non conosci bene qua? Qual è il problema? È con me? Perché io non conosco. Se non è arrivato, ok, è l'altra storia. Ma ci sono persone qua già da 3-4 anni che ancora non conoscono una persona da 3-4 anni. Il problema è con me. Perché io non mi importo con quella persona. E se io non mi importo con quella persona, io sto dicendo, Signore, la tua chiamata non serve a me. Io devo importarmi con le persone che sono intorno a me. Quanti Paulo nós possiamo avere intorno a noi? E nós stiamo trascurando di preparare una persona che possa fare una meravigliosa opera di testimonianza in tutto questo mondo. Quanti Saulo sono intorno a noi oggi qua? E Dio sta chiamando che noi possiamo prendere cura di questa persona, è meglio che un assassino. Ma il Signore dice, io ho chiamato questa persona. Io ho chiamato a te per prendere cura di questa persona. Io ho chiamato a te per abbracciare questa persona. E tu vedrai dopo nel futuro che chi sarà questa persona. Quando mi sono convertito, eu mi ricordo, voi già sapete della mia testimonianza, eu avevo un grosso problema con álcool. Mi sono convertito. E subito che mi sono convertito, che cosa hanno fatto i miei amici dell'alcol? Che cosa loro hanno fatto con me? Hanno mi dato una doccia di whisky e di bevande alcoliche. Hanno fatto questo con me. E mi hanno abbandonato. Chi mi ha accolto? Chi mi ha abbracciato? Chi? La Chiesa, prima Chiesa Battista di Santa Maria, della mia città. Un gruppo di giovani, più o meno una trentina di giovani, mi hanno abbracciato, mi hanno sostenuto. Quella Chiesa si è diventata la mia
Comincia com fai, finisce com milha. Minha família. E se não fosse quella chiesa e quella famiglia, dove era Caio? Dove era Caio? Perché i miei amici di tutte le serate dell'Auco mi hanno abbandonato. La mia famiglia mi ha trascurato e mi ha abbandonato. Quando mi sono convertito, io ero da solo. E nessuno prendeva cura di me, tranne la Chiesa di Dio. Sarà che non ci sono gli altri Saulo qua, gli altri Caio qua? Che si sono convertiti al Signore e io comincio a dire, ma quello? Perché se io fossi conosciuto in quella città come un ubriaco, la gente entrava nella chiesa e la gente dice, attento, quello là è un ubriaco. Attento, perché quello eu já visto per strada cadendo della moto, perché era ubriaco. Attento, perché quello là eu já visto fare questo per strada bruttissimo. Attenti. La Chiesa non ha fatto questo per me, con me. La Chiesa non ha fatto questo con Saulo. La Chiesa non ha chiamato Paolo di un oppressore, di un assassino. La Chiesa ha visto lì un'opportunità di diventare un grande uomo. E quando eu vado a Santa Maria, sono stato quest'anno là, e ho ringraziato nuovamente quella Chiesa, quello che ha fatto con me 40 anni fa. E per quella Chiesa è stata una storia, perché questo ragazzo, io avevo 20 anni, oggi è diventato missionario. Ma sarà che in mezzo a noi qua, quanti missionari possiamo avere? Quanti pastori possiamo avere? Quante persone che possiamo avere qua che possano cambiare una storia di tanti gli altri? Prendete cura delle persone che Dio ti ha dato a fianco. Abbracciate, camminate insieme. Ascoltate queste persone. Anania ha fatto questa storia, perciò la Chiesa deve accogliere quello che arrivano con tutte le malattie, con tutte le sofferenze, con tutti i problemi. Se la Chiesa non prende cura e non porta la guarigione, chi farà? Chi farà questo? È la Chiesa di Dio. Perciò io devo camminare con i nuovi nella fede. Chi ti ha mantenuto nella Chiesa? Eu já ho detto la mia storia. Eu sono rimasto fedele al Signore perché c'era un gruppo delle persone che era al mio fianco. Altrimenti eu non so dove ero io oggi. E tu? Io sono sicuro che dopo la tua conversione, tu hai trovato che cosa qua nella Chiesa? Una famiglia. Perciò eu devo sapere che quando mi converto, quando una persona si converte, e noi tante volte non riusciamo a capire questo, perché grande parte dei nostri si sono convertiti dentro di casa, già la famiglia era cristiana, ma c'è una grande parte dei nostri che non conosce che è diverso. E la gente deve sapere che quando mi converto, eu perco la mia famiglia. Paulo ha perso la sua famiglia. Quando mi converto, eu perco meus miei amici. Paulo ha perso i suoi amici. Quando mi converto, eu perco tutte le organizzazioni che io stavo vivendo. Paulo ha perso tutto questo. Quando mi converto, io perco tutto. E le persone che arrivano qua, quando si convertono, stanno perdendo tutto. Adesso è la responsabilità nostra di accogliere la gente. Adesso è la responsabilità nostra di accogliere questa gente. Tu conosci la storia della persona vicino a te? Sì, eu mi siedo sempre vicino àquele persone che mi piacciono. Tu conosci la storia di quella persona che è distante di te? Oggi avremo un pranzo qua. Che bella opportunità di sedersi davanti a una persona che tu non conosci e cominciare a conoscere la storia. Quando noi siamo dei religiosi e viviamo in un ghetto culturale, io mi siedo davanti alle persone che mi piacciono. Quando sono la Chiesa di Dio, io mi siedo accanto alle persone che vorrei conoscere. Quando sono Chiesa di Dio, io vorrei aiutare le persone nuove. Io devo prendere le responsabilità. Anania ha trasformato na storia di Paulo, ha obbedito ao Signore, perché la gente sta cercando le famiglie. Noi stiamo cercando famiglia. Quanto è bello quando eu trovo delle persone che hanno detto, Pastore Caio, sono arrivato in questa chiesa e ho trovato una famiglia. Wow. Questo per me è un balsamo, è una gioia.
La mia sofferenza voi sapete. Pastore Caio, già sono in questa chiesa da 5 mesi, 6 mesi. Conosco 2 persone, poche mi salutano. Quello è un coltello su di me. Questa chiesa deve essere accogliente. Accogliente. Accoglie il peccatore. Abbracciare quelli che sono difficili. Facciamo un piccolo esercizio adesso qua. Pastore, è un culto, è una predica, vorrei stare seduto nel mio angolo, ok? Ok? Facciamo un piccolo esercizio. 2, 3 minuti, 4 minuti. Ti avvicina a una persona che tu non conosci tanto, o che tu hai avuto solo assim, un contatto di vedere. E parliamo 2, 3 minuti con questa persona. E chissà tu comincerà questa chiacchierata. Piacere, meu nome è. 3, 4 minuti, facciamo questo piccolo esercizio. Esci dalla tua zona di conforto e esci dal tuo mio stare qua e cerca una persona che tu conosci há pouco. È un esercizio piccolo, ok? Ok, 2, 3 minuti, basta e dopo riprendiamo. Ma una persona che tu non conosci tanto, una persona che tu è a prima volta, è a seconda volta. Facciamo questo piccolo esercizio. Sì, può arrivare, non c'è problema se sono solo 2, puoi. Puoi venire qua, non c'è problema, sono in 2, non può arrivare al terzo, ok? Ok, erano 2, 3 minuti. Potete accomodarvi, che bello. Questo rumore mi piace tantissimo. Gloria a Dio. Nessuno mi ascolta, che bello. Potete accomodarvi, grazie. Che bello, gloria a Dio. Sì, potete accomodarvi. Carissimi, una delle cose belle della vita è conoscere i nuovi, camminare con i nuovi, vivere l'esperienza con i nuovi e soprattutto se è una persona neoconvertita, perché quella ama Gesù, c'è la passione e noi che siamo vecchietti cominciamo a essere, vero, ma è bellissimo questo, noi dobbiamo vivere questa esperienza, o quanto è importante. E è interessante perché
la vita cristiana è un cambiamento. Tu puoi immaginare, io mi sono convertito nel 1981, la maggioranza qua non era nata, forse solo Furio, no? Ossia, sono convertito nel 1981, io avevo una idea di mondo, di idea di gente completamente diversa, e dopo io vedo, E questa conversione porta a che gli altri possano seguire questa nuova mentalità. Paulo si converte. Qual era a ideia di Paulo in quel periodo? Paulo aveva a ideia di vendetta. Occhio per occhio, dente per dente. Paulo era così. Paulo c'era quella rabbia. Paulo voleva questo. Quando Paulo si converte, dice, calma Paulo. Paulo non è così. Sì, ma ho imparato che era in questo modo che si vive una vita consacrata a Dio. Paulo, calma. Paulo, la vendetta non appartiene a noi. Paulo, adesso tu cominci a scoprire che quando qualcuno ti fa un male, che cosa deve fare? Il bene. E qua comincia o processo di trasformazione della gente. Quando Caio si converte, e Caio conosceva aqueles suoi amici, que quando Caio sbagliava, adesso anch'io non giro le spalle a loro e non camminerò con loro. Quando eu me converto, eu comincio a sbagliare e la gente comincia a stare con me. Eu ho detto, c'è qualcosa strana, perché ho sbagliato con loro e loro mi hanno detto, Caio, noi ti amiamo. Ma io ho sbagliato con voi. Caio, qual è il problema? Ossia, quando me converto, eu entro em uma comunidade de guarigione. E não estou falando de um guarigione de um problema físico. É da minha anima. Eu entro em uma comunidade que me diz, Caio, tu hai scoperto o perdono? Sì, Dio ha perdonato i miei peccati. Caio, lo stesso modo come Dio ha perdonato i tuoi peccati, tu devi perdonare gli altri. Sì, ma come che eu posso camminare com questa persona che ha sbagliato? Caio, Dio ha fatto questo con te. Adesso deve fare com gli altri. E Paulo estava caminhando em questa crise. E Paulo estava sofrendo em questa crise. E Ananias estava ensinando a Paulo. E Paulo passa com questo processo. E eu comincio a passare per questo processo. E perciò la Chiesa di Dio comincia a insegnare la gente che si converte. Calma. E o princípio de Jesus é amare. O princípio de Jesus é servir. Mas eu não riesco a capire. Calma. Eu te spiego. E a parola de Dio, e o Espírito Santo te revela. E quando tu cominci a obbedire a questa parola do Signore, tu vedrai la vita di libertà. Uau, quando me sono convertido, eu pensava que andar em chiesa sábado per me, sábado era alta história. Sábado in chiesa. E dopo ho scoperto, c'era prima, ok? Adesso non esiste più. C'era culto al mattino alle 10 di mattina fino alle 12. C'era culto alle 19 fino alle 21. Tutte le domeniche. Io andavo a 2 culti domenica. Andavo sabato perché c'era incontro dei giovani. Andavo mercoledì che era alla sera. I miei amici, la mia famiglia sono entrati in crisi. Io stavo entrando in crisi. Io stavo pensando, stavo perdendo la libertà. Ho trovato la libertà. E dopo che cosa è successo? Ho imparato, adesso la gente, parlerà di soldi, sì. E ho imparato che offrire al Signore la decima, offrire al Signore l'offerta, è stata una liberazione. E quando mi sono convertito in 42 anni non mi ha mancato niente. E sono stato disoccupato per un periodo della storia, ma non mi ha mancato niente, Dio mi ha mantenuto. Ho imparato a camminare per fede, perché io camminavo solo con quello che gli occhi mi facevano vedere. E adesso eu cominciava a dare dei passi che io non sapevo come era. E eu trovavo in quel momento la libertà del Signore. E quello che Ananias stava facendo com Paulo. E Paulo se diventa um grande Paulo perché c'era um Ananias a suo fianco. Paulo se diventa um grande Paulo perché c'era una chiesa a suo fianco. E adesso possiamo vedere dei fratelli e sorelle qua che possono diventare un grande personaggio nella storia, perché c'è uno di noi ao fianco di questa persona, alla chiesa ao fianco. Perciò io devo camminare con questa persona per portare una guarigione, una trasformazione, avere passione per Cristo. Noi non siamo una organizzazione umana, noi siamo qua la chiesa di Dio. Noi siamo il popolo di Dio. E nós dobbiamo amare la gente e camminare, non importa lo sbaglio che hanno fatto, io sto ao fianco.
Amém? E questo che io devo insegnare ai nuovo neoconvertito. Altrimenti la persona si converte, entra na chiesa e dopo 3 anni mi diranno: non ho visto niente di diverso. I miei amici di fuori sono ancora più amici di qua. E questo io ascolto. Perché? Perché noi non stiamo dimostrando il valore, i principi di Cristo, l'identità di Cristo. Perciò chi deve insegnare un nuovo convertito? Chi deve insegnare? È una parola con 2 lettere. Io. Chi deve insegnare un nuovo convertito sono io. Sono io. Chi deve fare vedere ao nuovo convertito um novo modo de caminhar em Cristo sono io. È la Chiesa di Dio. Perciò che la vita è così, un cristiano generando un nuovo, un convertito generando un nuovo convertito. Una persona che ama Gesù generando un'altra persona che ama Gesù. È questa la Chiesa di Dio. Perciò che Anania faceva vedere a Paolo adesso un nuovo stile di vita. Paolo, era così Paolo. Ma adesso io ti dico, è diverso. Paolo, calma. Adesso è così. E Paolo comincia a camminare. Anania in quel momento prendeva la parola di Dio e insegnava con Paolo. Io non lo so come è stata la camminata di Anania con Paolo. Io volevo vedere questo. Io non so come è stata la camminata della Chiesa di Dio con Paolo, non lo so. Ma era stupenda. Perciò noi stiamo perdendo oggi la rilevanza dentro della società come Chiesa, perché noi stiamo trascurando i principi e valori di Cristo. E quando noi cominciamo a inserire i principi e valori di Cristo, la Chiesa sarà rilevante nella società. La gente deve essere seguita. La Chiesa deve vedere questa passione, questo amore. Perciò un convertito deve imparare tramite la mia vita che io sono una persona generosa. Un convertito deve imparare con la mia vita che io sono una persona con la bontà. Che io sono una persona pronta a servire. Che io sono un servo. La gente deve imparare con me que eu amo Jesus. Que eu amo le persone. Le persone devono imparare con me che io sono pronto a perdonare. Sono pronto a abbracciare quello che mi hanno offeso. Sono pronto a abbracciare quello che mi hanno ferito. Ma devo imparare da me. Non dagli altri, da me. La gente deve imparare da me autocontrollo. 41, 42, 43, 44. Autocontrollo. La gente deve imparare da me. Siamo un popolo di Dio che dobbiamo portare questo nuovo insegnamento. Siamo un popolo di Dio che deve portare questo nuovo stile di vita. Perciò che noi entriamo qua e vediamo una novità e è tutto diverso. Perché quando eu entro qua, eu porto tutto il mio passato. Non pensate che quando eu entro in quella porta il mio passato è rimasto indietro, no. In Atti capitolo 8 versetto 1 è scritto così: e Paulo approvava la sua uccisione. Paulo quando entra nella chiesa aveva dentro di sé un dolore profundo. Lui era un assassino. Eu non sono un psicologo. Ma Paulo quando entrava nella chiesa doveva ricordarsi del suo passato. E ho messo la gente in galera, persone che erano adesso qua che mi aiutano. E ho messo le persone in galera, persone che sono come questi qua. Io ero assieme lapidando Stefano. Ero io. Potete immaginare o conflitto dentro di Paulo? E chi poteva guarire tutto questo conflitto di Paulo? La Chiesa. Paulo, tu hai sbagliato. Vieni qua. Paulo, tu hai ucciso i nostri fratelli. Vieni qua. Paulo, tu hai messo in galera tanti dei nostri amici. Vieni qua. Que conflitto! Que conflitto! Ma che cosa fece la Chiesa? Ha lapidato Paulo? Ha messo in galera Paulo? Ha abbracciato Paulo. Vieni qua. Que prezioso! È questa Chiesa. E quando arriva la gente qua, io sono sicuro, c'è qualcuno qua com problema di droga. C'è qualcuno com problema di álcool.
C'è qualcuno con problema di prostituzione, pornografia. Sicuramente c'è qualcuno com confliti fortissimo di família, marito, moglie, figli, genitori. C'è qualcuno qua com dolore di mancanza di perdono. Sicuramente c'è. Perché siamo tutti ammalati, abbiamo bisogno di guarigione. Siamo tutti così. Perciò che noi dobbiamo accogliere questa persona per camminare con questa persona in modo che possa essere guarita. Dobbiamo accogliere questa persona in modo che possa essere trasformata. O conflito di Paulo era fortissimo. O conflito que eu avevo era fortissimo. Como é que qualcuno può amar-me, io essendo quello che io ero? Ma sono stato amato. La sfida dessa è vedere la gente come un processo di guarigione per la gloria do Signore e non fare vedere la gente il loro passato. Noi siamo molto bravi a accusare. Noi dobbiamo essere bravi a rivelare nello Spirito Santo una promessa di trasformazione alla gente. Abbiamo cantato, né, Tu sei il mio universo. Completezza di Dio in noi. E quando cominciamo a vivere questa storia, cominciamo a vedere una storia profonda nella nostra vita, che è fare vedere Dio nella nostra vita. O grande problema che tante volte noi viviamo è quando noi ci diventiamo degli idoli. Quando noi cominciamo a creare i nostri idoli. È quando noi cominciamo a pensare, il mio pastore. Calma. Sono pastore. Eu sono Caio. Eu sono uomo. Eu sbaglio. E quando c'è un fratello che prende cura di me, io comincio a mettere mio fratello e mia sorella tante volte come un idolo. Ma questo mio fratello e la mia sorella sbaglieranno. Io non posso creare il mio idolo. Eu devo vedere che c'è un pastore, che c'è un fratello, una sorella che ha preso cura di me. Io c'è una persona che mi ha sostenuto, ma è una persona come me, uguale a me, che soffre, che sbaglia come me. E tante volte noi creiamo una idea falsa delle persone. E tante volte noi stessi cominciamo a creare dentro di noi una superbia. Ne ho arrivato, io prenderò cura. Ma quando Lui arriverà ao mio livello, vedrà che cosa è essere santo. Calma. Quando uma pessoa se converte, stiamo qui insieme. Não existe questa differenza. Não existe. Eu sempre digo, eu sou no pastor porque eu tenho uma responsabilidade. Mas eu não sou superior a nessuno qua. Eu tenho uma responsabilidade. Mas eu sou uguale a voi. Não pensate que eu não sbaglio com le parole, com gli atti, com i pensieri. Sbaglio. Sofro. Mi fa soffrire. È un coltello quando mi ricordo dei miei peccati. Perché io sono responsabile per voi. Sono uguale a voi. E le persone che sono qua siamo uguali. E tutti noi abbiamo bisogno di guarigione. Noi siamo peccatori, ma noi non possiamo vivere no peccato. Nós siamo peccatori, mas nós não possiamo sentir-se più santi degli altri. Nós siamo peccatori, ma o peccato non fa parte della nostra nuova storia. Nós siamo peccatori, ma non posso fare termômetri spirituali. Quello termômetro spirituale è 40, le altre 20. Calma, non è così. Siamo tutti ammalati che abbiamo bisogno di guarigione. La famiglia cristiana è una famiglia normale. La Chiesa è una famiglia come la tua famiglia di casa. Ma il bello della famiglia della Chiesa di Dio è che c'è lo Spirito Santo che penetra e guarisce. E c'è un perdono che è meraviglioso e trasforma e ci fa camminare insieme. Perciò che i piani del Signore sono molto più alti. O piano del Signore io non posso neanche immaginare. E chissà, sto trascurando un Paulo ao mio fianco. E chissà che sto trascurando di prendere cura di una persona che si diventerà un grande eroe della fede. Io non posso dimenticare le persone che stanno al mio fianco. È un regalo di Dio. È un regalo di Dio. Cominciamo a investire più nelle persone e camminare più con le persone.
Amém? Le persone che Dio ha scelto, non che io ho scelto. Che Dio ha scelto per la mia trasformazione. Preghiamo. Pensa em Anania adesso. Pensa em Anania, quello che lui fece con Paolo. Lui non voleva. Non posso dire che ha litigato con il Signore, ma ha detto: Signore, ho sentito dire. Ma il Signore ha detto: è con me. Lui soffrirà per quello che lui ha fatto, ma sarà un strumento mio. Che Dio ti ha messo accanto. Non che tu hai scelto. Che Dio ti ha messo accanto. Tu ti senti una persona che accoglie gli altri? Un sorriso non è sbagliato. Simpatia non è peccato. Essere simpatico. Se tu sei qua, perché era un progetto di Dio. E se sono le persone qui, sono le persone che Dio ti ha donato a camminare insieme. Abbiamo fatto quello piccolo esercizio, ma che non sia solo un piccolo esercizio, sia una camminata per accogliere, per prendere cura, per guarire. Se Dio sta rivelando nel tuo cuore una persona, un gruppo di persone, è la rivelazione di Dio. Tante volte vogliamo che venga questa voce, come è successo con Anania. Ma Dio já está rivelando nel tuo cuore con lo Spirito Santo. Dio já está rivelando nel tuo cuore. È lì. Non resistere. Non giustificare come Anania voleva fare. Ma dopo Anania ha detto: io vado. E è andato. E ha preso cura di Paolo. Nosso Padre, quanto è prezioso camminare insieme. La Chiesa è una famiglia tua, nostra. Mi ricordo, Padre, quando mi sono convertito, ho perso, ma ho guadagnato tanto. Grazie. Grazie. Perché le mie ferite, i miei dolori sono stati guariti in una comunità che è la tua Chiesa. Grazie perché la storia di Anania e di Saulo, che sia la mia storia e che nel futuro io possa vedere che quella persona che era al mio fianco ho inviato. Sono stato parte di un processo di trasformazione. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Posso salutar tuo fratello con la parola: che Dio ti benedica, Anania. Che Dio ti benedica, Anania. E che tu possa essere un Anania in questa comunità per accogliere, per prendere cura. Amém, Chiesa? Carissimi, solo per finire, potete vedere il gruppo musicale, può venire. Solo per finire. Ho sentito questa settimana scorsa una persona mi ha detto: Pastore Caio, sono andato in una chiesa, ma il bello di quella chiesa è che quando sono entrato lì era un'accoglienza meravigliosa. Mi sono sentito a casa. Che possiamo essere così? Amém? 4 persone faranno una bella accoglienza qua. Le altre 100, carissimi, che possiamo essere accoglienti, abbracciare, fortificare, creare un senso di famiglia in mezzo a noi, accogliere le persone. Dio ha scelto, non è scelta mia. Amém?
Momento di offerta di decima consacrazione, quale cantico? Dio dell'universo, cantiamo e offriamo e che possiamo fare questo momento di consacrazione al nostro Dio con la gioia e allegria. Seduti è un po' difficile, no? Possiamo stare in piedi e possiamo fare questo momento con gioia, possiamo celebrare, possiamo offrire con allegria e possiamo gioire con il nostro Dio. Possiamo stare in piedi, ok? Tutti Anania in piedi e adoriamo il nostro Dio. Universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo, voglio dare a te un giorno solamente. Sì, mio universo, non voglio dare le parole come gocce, d'adorazione e di lode. Sì, l'universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro è la luce del mio cuore. Sì, mio universo, Gesù sei il mio anelito, sì, il mio universo, e voglio darti solo una parte dei miei anni, ma voglio che tu regni sul mio tempo, sì, il mio universo, la tua volontà io voglio, la mia, e ogni sogno che ho dentro te l'affido. Sì, mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro è la luce del mio cuore. Sì, mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza, oh Gesù sei il mio anelito. Sì, mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro è la luce del mio cuore. Sì, mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza, oh Gesù sei il mio anelito. Sì, il mio universo, sì, il mio universo, sì, il mio universo. Alleluia, potete accomodarvi. Noi come Chiesa abbiamo sempre un privilegio, una gioia di presentare un bambino. E per noi è un grande privilegio. E abbiamo una coppia e un piccolo oggi che abitano lontano. Nonostante che lui è stato battezzato in questa Chiesa, è ancora membro di questa Chiesa, e la sua nonna ancora farà una grande gioia. Pietro, vieni qua con la sua famiglia. Vieni di Islândia. E questo carissimo... Ah? Sì, anch'io ero.
Ok, preghiamo. Franca, per favore, la nonna. Possiamo pregare in questo momento e consacrare. Loro vivono in Brasile, sono qua per un periodo di vacanza, no? Vacanza di 40 anni qua. Quando... no, per un periodo, un mese solo, no? Ok. Possiamo pregare in questo momento e ringraziare il nostro Dio. Grazie, Padre, per questo momento che possiamo consacrare un bambino. Come è successo con Gesù che è stato portato al Tempio. E questo momento Pietro. Che Pietro, Padre, possa camminare, crescere e conoscerti. Benedici questa vita, Padre. Lavora in questa vita e che lui possa scoprire e vivere la grande esperienza con te. Grazie, Padre, perché questa vita è nelle tue mani. E sei tu, Padre, un Dio che prenderà cura e sostenerà Lui. E che Pietro possa trovare, Padre, un gruppo di persone che lo ami e che possa essere fortificato in fede e che lui possa camminare nella nuova strada sempre con te. Sei con la sua famiglia, Padre, e usa loro in questa nuova storia di una camminata con te. Grazie, Padre, per la loro vita e grazie, Padre. Quanto è prezioso vedere qua 3 generazioni e sei tu il Signore di questa storia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. No, ok. Ok, Davide, vieni qua. Mentre lui arriva, ci sono degli avvisi, no? Possiamo vedere gli avvisi, dopo finiremo il culto con una nuova canzone che lui ci guiderà. Grazie alla tua presenza qua con noi, che Dio ti benedica. Sarai oggi a Conegliano questa sera? Anche sarà con noi oggi a Conegliano. E grazie a tutti voi che siete qua oggi la prima, seconda volta, che Dio ti benedica e che questa chiesa sia una chiesa accogliente per tutti voi, per tutti noi, ok? E grazie alla vostra presenza. Ok, só un po' di avvisi qua. È tu che canterai? No, penso che c'è un altro cantautore qua. Ok. No, è perché gli avvisi sono abbastanza lunghetti, sono tanti, perciò forse è meglio se lui canta per primo. Ah, è? Ma, tanti avvisi? Va bene. Devo accogliere Samuel dopo o no? Ok, Davide. Prego. Ok, Davide. Dio ti benedica. Okay. Stamattina abbiamo ascoltato del grande miracolo di Dio, che non è la semplice, o comunque la grandiosa opera che ha fatto nella mia vita, ma abbiamo sentito come la conversione di un cuore sia un grande miracolo. E se noi qui sulla terra non facciamo festa, non accogliamo, in cielo gli angeli fanno grande festa quando un uomo o una donna toccati da Dio danno il loro cuore a Dio. E quindi io vorrei festeggiare un po' insieme a voi questi miracoli di Dio, perché credo che ognuno di noi è un miracolo di Dio e dovrebbe vivere la sua vita come se fosse un miracolo. Si dice no, ogni giorno è un dono, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il credere nel nostro caso e essere davvero un esempio, che la nostra vita possa mostrare agli altri la luce che Dio ha portato in noi. Amen. E quindi il prossimo brano che volevo cantare lo voglio cantare insieme a voi. Proveremo a cantarlo a cappella, senza base musicale. È un testo che ho lasciato alla sorella, si trova nel PDF Adorazione, se riesce a proiettarlo, si provvederà, ecco qua. Vedrà i miracoli, che è tratto da Il Principe d'Egitto, forse alcuni di voi lo conoscono, che è questo cartone animato che parla della storia di Mosè, e proveremo a cantarlo insieme, ok? Quindi se vogliamo alzarci in piedi e cantare questo cantico.
Io partirò con la prima parte, tra parentesi il se crederai è la vostra risposta, ok? Comunque adesso proviamo insieme, non preoccupatevi. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli potrai se crederai. Ancora? Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli potrai se crederai. L'ultima volta. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli potrai se crederai. Amen. Dio vi benedica. Potete accomodarvi veloci qua, sono tanti avvisi, ma andiamo veloci. Lascia Samuel, faccio io. Ok, facciamo veloci qua, già sono le 12 avanzate. C'è il pranzo oggi, non dimentichiamo. Pranzo Agape, se qualcuno si è iscritto, vediamo se c'è ancora qualche posto. 2, 3, 1, via. Cominciamo con le coppie, quello di ottobre. Ok, iscrizioni. Ok, per favore, già ci sono tanti iscritti, abbiamo anche delle famiglie fuori d'Italia che verranno, così sarà un bel privilegio per noi stare in questo evento, ok? Campeggio dei bambini, ok? Cambiando, non sarà più a tramonto di sopra, la struttura, la capienza massima adesso è cambiata a 25, così noi non possiamo fare di là perché siamo più di 25,
e já stiamo con oltre 25 bambini iscritti, circa 23, 24 bambini iscritti, ma preghiamo, stiamo cercando una nuova struttura e pregate per questo, sono delle sfide, ok? Gloria a Dio, avanti. Ragazzi, tutto a posto? Ma penso che tu sei nel primo campeggio, no, Iris? No, Iris, vieni con noi. Avanti. Pranzo adesso, non so se c'è ancora qualche... sono tutti là, no? Preparando. Ok? Immersione adoratori, Marcello è qua, no? Sarà 2 luglio. Informazioni, cioè, giugno, perfetto. Ok? Iscrizioni lì, 30 euro, compreso tutti i pranzo, tutte le riflessioni e anche lì l'evento, ok? Avanti. Basta? Ok. Grazie a tutti voi. Buona domenica. Ciao.